La direzione medica del presidio ospedaliero di Tolmezzo informa che nelle notti dei giorni 14, 15, 16, 24 e 25 agosto verrà attivato il servizio di automedica per l'area dell'Alto Friuli, in particolare nel territorio da Gemona alla Carnia e Canal del Ferro. Il servizio è attivo nelle ore notturne dalle 20 alle 8 e coprirà il tratto autostradale compreso tra Gemona e Tarvisio. L'automedica sarà localizzata a Tolmezzo ed il medico di servizio sarà di supporto all'interno del dipartimento di emergenza nel periodo non utilizzato dell'automedica. Sarà inoltre utilizzata anche come supporto alle ambulanze dell'ALS dislocate nelle parti più periferiche come Sappada e Tarvisio. Per coprire maggiormente l'area montana in queste giornate di traffico intenso e di afflusso turistico continuo, fondamentale si è rivelata la collaborazione tra diversi enti e servizi. Il servizio volontario emergenza PLODN che fornisce il mezzo all'autista, la centrale operativa SORES che attiva il servizio stesso e le strutture operative complesse di anestesia e pronto soccorso medico d'urgenza del presidio ospedaliero Carnico con la dotazione di personale medico con particolare esperienza di emergenza territoriale.